Signore e signori, buon pomeriggio e benvenuti. Un saluto vi giunge dal Palapertini di Fiano Romano, che quest'oggi ospiterà la quarta giornata della Serie A2 di calcio a 5 femminile. Oggi in campo Roma Calcio contro BRC. E allora, fischio del direttore di gara che non tarda ad arrivare. Il match si apre ora. Possesso per la BRC, subito il pallone in verticale per Claudia Carnevali che si libera dell'avversaria, poi il suggerimento Signoriella rimorchio, attenzione perché il passaggio è sbagliato, il contropiede della Roma, il pallone per Vitale, davanti la porta! Tamara Vitale la sblocca subito la Roma, il gol che arriva al terzo minuto di gioco, la firma è quella di Tamara Vitale, regalato alla BRC, attenzione a Carnevali che si libera! Grande giocata della numero 10, poi il mancino è leggermente largo, mani di D'Amelia, mette a terra per Vitale. Bartolini, buono il pallone di prima intenzione per Cecavicchi, può avanzare la numero 3, rincorsa, riesce a mettere dentro, attenzione al pallone, allontanato male, arriva Masini, che vola tre quarti, scaraventa all'angolino, nulla da fare per Biaggi, raddoppia la Roma. Al quinto minuto di gioco la firma è di Claudia Masini, la deviazione di una delle giocatrici in maglia giallo fluo, ancora Roma a gestire il possesso. Ceccobelli, Cecavicchi prende l'interno del campo, la numero 3 deve indietreggiare però per far circolare la sfera, ora Ceccobelli, buono il suggerimento alle spalle di Zampetti che manda in porta Bartolini, ottimo l'uscita bassa da parte di Biaggi, quindi il lancio lungo, buona la manovra della BRC con l'ottima sponda di croce per l'inserimento di Carnevali, poi il mancino D'Amelia si fa sentire. Roma che può andare in transizione, attenzione a Galanna, il tocco dentro per Bruschi e c'è stato il tocco provvidenziale di Marta Biaggi, a giusta precisione al suo tentativo, poi attenzione a Bruschi che recupera il pallone, si invola Bruschi, ancora una volta Biaggi, azione per la BRC, ora è buono il recupero di Tarenzi, siamo entrati nell'ultimo giro di orologio nel corso di questa prima frazione di gara, vediamo se la BRC riesce a costruire la palla gol. Romano è riuscita a sorprendere tutti con la conclusione di incrociare, larga di pochissimo, c'è stata anche una deviazione. E allora suona la sirena seguita dai due fischi del direttore di gara, finisce qui il primo tempo di Roma BRC 1996, il parziale è 2-0 per le giallorosse. Tutto pronto per il secondo tempo che si apre ora con il fischio del direttore di gara. Il punteggio è esattamente quello con cui si è chiuso il primo tempo, vale a dire 2-0 della Roma. Intanto attenzione a Carnevali che mette dentro, D'Amelia la lascia lì e sotto porta arriva la zampata di Alessia Catrambone che deposita in rete il gol del 2-1. Ancora Galan in avanti sullo splendido movimento di Bruschi, destro di Bruschi, largo delle compagne. Roma che prova ad impostare con Cecavicchi, alza il pallone in zona Bruschi, in qualche modo Bruschi riesce a controllare, quindi Masini, terminale difensiva della Roma, la numero 21, poi Galan con il tacco per Cecavicchi, largo il tiro con la punta, anticipare questo pallone che arrivava dal fondo, non è riuscita a girarlo verso la porta la numero 5, la marcatrice del gol della BRC che ha accorciato le distanze. Intanto attenzione alla Roma, punta alla porta, il pallone dentro per Bruschi, Beatrice Bruschi, servita dentro l'area di rigore da Cecavicchi, sotto porta la numero 14 deposita comodamente in rete il gol del 3-1 della Roma. Adesso si fa dura per la BRC, intanto attenzione la sponda per Carnevali, incredibile, torna subito in partita la BRC, grande sponda di, se non ho visto male, di Catrambone per Carnevali che con freddezza è andata a battere D'Amelia, torna
Ad essere una la lunghezza divide le due squadre, il 3-2 della BRC al 16° della ripresa. Per le speranze della BRC, ma ora è la Roma a controllare il possesso, Vitale dentro per Masini. Ottima l'uscita di Biaggi che va a salvare. Arrivano qui 3 fischi da parte del direttore di gara, 3 come i gol che la Roma rifila alla BRC nel punteggio finale di 3-2, 3 come i punti che guadagna la Roma in questa quarta giornata di campionato. E allora siamo con Claudia Masini della Roma. Oggi anche grazie a lei che la Roma è riuscita a passare per 3-2 sulla BRC 1996. Prima di tutto complimenti Claudia. La prima cosa che ti voglio chiedere è un commento a caldo sulla partita. È stata una partita molto combattuta, ce l'aspettavamo così, d'altra parte è una squadra, complimenti alla squadra, hanno giocato molto bene, è stata una partita molto sofferta, però alla fine ce l'abbiamo fatta, li volevamo e li abbiamo ottenuti. E allora Claudia, dopo 4 giornate la classifica dice che avete conquistato 6 punti, tutti e 6 li avete conquistati in casa. Dunque sicuramente è da cambiare il trend per le trasferte. Secondo te che cos'è che non funziona dunque fuori casa? È una domanda molto difficile, i punti finora li abbiamo ottenuti solo in casa, sarà fortuna, non lo so, però cercheremo in tutti i modi domenica prossima a Pisa di rimediare e cercheremo di prendere 3 punti. Allora, un'altra cosa che voglio chiederti sulla partita: siete partite molto forte, grande impatto sul match, poi forse sul 2-0 vi siete un po' rilassate, avete passato a loro il controllo del campo. Ci sapresti spiegare il perché di questo calo? Molto bene, siamo riusciti a girare palla molto bene, poi siamo riusciti ad andare in vantaggio per 2 gol, poi la Briciola è stata molto brava, è un'ottima squadra, è riuscita a pressare e è stato sicuramente un calo di concentrazione che nelle prossime partite non deve avvenire. E allora, come dicevamo prima, sarà fondamentale cambiare il trend nella prossima trasferta, quella di Pisa. Ti voglio chiedere come può farlo la Roma, quali sono i margini di miglioramento, su cosa dovete migliorare. Sicuramente questa settimana ci metteremo al lavoro, cercheremo di lavorare molto meglio e poi vedremo come andrà domenica. Come ho detto prima, cercheremo in tutti i modi di prendere i 3 punti e poi si vedrà domenica. E allora il mio personale in bocca al lupo a te e a tutte le tue compagne per la prossima partita e per tutto il resto della stagione. Ringraziamo ancora Claudia Masini della Roma, al quale rinnoviamo i nostri complimenti. Grazie Claudia. Grazie.